Allora è scoppiata una polemica al calor bianco perché un imprenditore di Ormelle nel Trevigiano, Giovanni Pagotto, ha detto ad un giornale: ma gli italiani non hanno fame e quindi non mandano curriculum, io non li assumo perché non vogliono fare i turni che fanno gli extracomunitari, per cui io ho il 90% di stranieri in fabbrica e gli italiani se ne stanno fuori. Polemica a non finire, perché a quel punto moltissimi hanno mandato i curriculum dicendo ma come, noi li abbiamo già mandati, ne manderemo ancora, non è vero che non vogliamo lavorare nella sua azienda o nelle altre aziende. Sta di fatto che tutti quelli che hanno scritto e che hanno parlato hanno detto che non c'è lavoro. Ma è veramente così? Gli italiani, i veneti in questo caso, sono schizzinosi, hanno voglia di fare certi lavori e non farne altri, non hanno la fame di cui parla Pagotto? Partiamo da qui come tutte le sere e ovviamente da un titolo e poi vedremo altri argomenti. Ieri è morta la fondatrice del gruppo Zara, aveva iniziato come cucitrice col marito e lascia un patrimonio di 5 miliardi di euro, un colosso enorme dell'abbigliamento, e aveva iniziato Morosin proprio da cucitrice, no? Cosa che oggi parliamo nella terra dei self-made men e anche delle self-made women che hanno creato piccoli imperi dal nulla. Oggi però sembra difficile, no? Riuscire a compiere un'impresa di questo genere, anche avendo le risorse. Io credo che la realtà del nostro territorio, del Veneto, prendendo gli ultimi 30 anni, ma forse anche gli ultimi 50 anni, sia la dimostrazione chiara che c'è stato un impegno incredibile di tutti quanti, di un territorio intero, di una società, quella veneta appunto, rimboccandosi le maniche, senza mai guardare indietro, senza guardare i diritti, ma privilegiando i doveri, il dovere del lavoro, il dovere del risultato, cose che sono anche discutibili, perché quando si metteva il risultato davanti anche alla giusta pausa, c'è gente che non ha mai fatto ferie, direttore. Noi abbiamo una realtà economica che è esplosa, che è arrivata ai livelli dove è arrivata fino a qualche anno fa, grazie all'impegno, all'abnegazione, alla rinuncia che i nostri genitori, chi è venuto prima di noi, ha dato nel mondo del lavoro. Quindi io credo che la storia di Ormelle, tanto per dire, non sia poi una storia riferita in modo completo. Questo imprenditore, mi pare, lui stesso ha detto che è stato subito dopo che ha fatto questa denuncia sommerso di richieste di lavoro, e quindi vuol dire che la questione è stata posta in modo anche provocatorio, intelligentemente provocatorio. Il fatto è che oggi abbiamo, lo accennava anche Zaia prima, l'aumento della disoccupazione. Abbiamo un numero crescente di imprese piccole e medie che stanno chiudendo o che stanno ancora trasferendo all'estero, e questo per un eccesso di fiscalità che le sta soffocando. E questo fenomeno, quello della perdita dei posti di lavoro, della chiusura delle imprese, è ascrivibile prevalentemente, se non esclusivamente, a una tassazione che è solo vessatoria, che non ha più ragione di essere giustificata, che è al di fuori di ogni schema che regge il patto sociale, ovvero io ti metto una tassa per pagare un servizio, non ti metto una tassa perché devo coprire altre cose che non hanno nulla a che fare col servizio di cui ha diritto il cittadino. Poi c'è un altro profilo che oggi viene mistificato dalla comunicazione e che un suo telespettatore, un nostro telespettatore, stasera ha posto per primo, ho visto il primo messaggio che avete mandato, ha detto: spiegatemi come si concilia la diminuzione dei posti di lavoro e quindi l'aumento della disoccupazione e dall'altro la riduzione dello spread. Domanda molto intelligente. Allora, le due cose non sono in diretto collegamento, come si sa bene, direttore. La storia che anche i telegiornali, che perfino un Presidente del Consiglio, che è anche un bravo ragazzo, però non può raccontare la storiella serale per lasciarci andare a dormire tranquilli, ci viene a dire che in fondo stiamo facendo bene perché anche lo spread è sceso. Ma lo sappiamo che lo spread è il differenziale tra il valore dei titoli del debito pubblico tedesco e quello che è l'andamento dei titoli del debito pubblico italiano. In questo momento, per ragioni complesse che non voglio adesso spiegare, ma che si possono anche comprendere o comunque accennare, i titoli del debito pubblico tedesco hanno un aumento del tasso di interesse e quindi gioco forza
quelli italiani in una leggera discesa, lo spread è andato a 235, quindi non c'è nessun merito della politica o dell'azione di governo, viva Dio, e non vendano più ste frottole come risultati di rilevanza governativa o di scelte governative. Non abbiamo governo, non c'è governo in Italia in questo momento, c'è una consociazione di interessi che sono anche poco trasparenti, che rappresentano tutt'altro che gli interessi dei cittadini e che sono contro quelle che sono le necessità di questo territorio del Veneto. Ecco perché è bene dirlo subito, direttore, io sono venuto per questo, ci vuole l'indipendenza del Veneto quanto prima. Ritardarla vuol dire suicidarsi, vuol dire portare il disastro sul territorio. Il resto sono balle, frottole, come quella che ho accennato. Morosini. Io penso, direttore, che qui rischiamo di fare il gioco del terzo che è assente, e mi permetto di dirlo così senza dare lezioni a nessuno, però è una considerazione di vita. Io in 32 anni di professione non ho mai visto una situazione come quella che ho visto negli ultimi 3 anni. Lavoratori, per ingrandire il signore, perché non volevo contraddirlo prima, volevo semplicemente dire, non provochi chiedendo agli altri se fanno noi turni, riferisca la sua storia, perché io gliene riferisco più storie perché le vivo come professionista. Di casi, mi lasci finire, di casi, lei riferisca, di casi dove, ripeto, mai visti prima, negli ultimi 3 anni, i lavoratori vivono situazioni di un tale sfruttamento, per cui a volte, per cortesia, a volte io mi trovo di fronte a dire non si rivolga a un collega che fa cause di lavoro, perché io non faccio diritto del lavoro, lo conosco ma non lo faccio, ma dico qui ci sono gli estremi per una denuncia penale, cioè il lavoratore che ti riferisce casi che meriterebbero di essere, meritano, perché io ho detto è da fare la causa, faccio esempi concreti, direttore. La falsificazione per esempio dei conducenti di mezzi di trasporto, quindi che mettono in pericolo, a rischio anche la mia incolumità di cittadino e di tutti quanti, che falsificano i rapportini di lavoro e sono costretti a lavorare non rispettando i turni, non rispettando il riposo. Dice, ma ho lavorato, è da 20 ore che sono via a casa, vado a farmi la doccia e devo ripartire fra 2 ore. Dice, ma sono anche stanco, o così o se no domani ce n'è un altro. E situazioni potrei raccontargliene a decine di casi. Quindi i lavoratori lavorano in una situazione per la quale non c'è più la tutela in sede civilistica, ma ci vorrebbe la tutela in sede penale. Ma noi stiamo facendo, come dicevo, ed è quello che mi interessa, il gioco dei 2 capponi di Renzo, cioè che mentre li tiene per le zampe, si sbeccottano tra di loro, si danneggiano tra di loro, evidentemente perché non hanno alternative. In realtà non è che si deve litigare tra di noi o trovare una ragione di conflitto, è il terzo, il bandito, il baro, colui che viola i diritti fondamentali dell'uomo. Manca lo Stato, viva Dio. Abbiamo la capacità di prendere coscienza, consapevolezza, responsabilità che siamo di fronte a una violazione dei diritti fondamentali della persona. Io ieri leggevo Vattimo sul giornale di ieri, perché oggi non c'erano i giornali, che lo riferiva, chiamava Henry David Thoreau relativamente al caso di quelli che fanno la violenza per l'Arnottavo. Io sono contrarissimo alla violenza e mi fa paura che un filosofo di quel livello come Vattimo dica che di fronte alla violazione dei diritti fondamentali si può ricorrere a mezzi non istituzionali di protesta. Cioè vuol dire anche la violenza. Questo ha detto Vattimo, riportato dai quotidiani italiani. Ecco, io sono contrario a questo, perché anche quella risposta è errata, come quella dei 2 capponi di Renzo che si sbeccottano tra di loro mentre stanno andando dentro la pentola a bollire. Dobbiamo mettere lo Stato dentro la pentola, dobbiamo ribellarci, dobbiamo fare l'indipendenza veneta. Bisogna uscire da questa situazione, non litigare tra di noi. È l'errore, è quello che vogliono. O come la rana bollita, l'esempio della rana bollita, no? Che le facevo, che ormai la danno come la formula, immaginifica per rappresentare come ci stanno fregando. Lei mette, la ripeto ancora per quelli che non l'hanno sentita, è una cosa drammatica. Se voi mettete una rana in un contenitore d'acqua bollente, appena tocca l'acqua la rana schizza fuori perché si difende, non vuol morire ovviamente scottata e quindi lessa. Se voi invece mettete la stessa rana in un contenitore d'acqua fredda e poi lei sta benissimo, la vedete tranquilla, c'è anche su YouTube una bella rappresentazione di questa drammatica situazione. Se poi accendete il fuoco sotto il contenitore, l'acqua diventa tiepida, la rana sta anche meglio perché non disdegna un tepore. Se poi aumentate terza fase la temperatura, la rana non capisce più dov'è.
ma non sa neanche prendere reazione. Il quarto livello la rana finisce bollita e a galla. Noi rischiamo di finire così, non dobbiamo reagire, ma reagire democraticamente, non all'attimo, viva Dio, perché siamo un passo, direttore. Io è da un anno che per Indipendenza Veneta giro tutte le piazze, non ho mai corso come quest'anno così tanto, e le posso dire che dal Garda al Bellunese, dalle spiagge di Chioggia, Sottomarina, fino ad altre realtà del Padovano, la gente ormai parla di segnali di ribellione che non sono per nulla democratici, che a me fanno paura. Ma è chi ha la responsabilità della pubblica amministrazione, della anche sicurezza pubblica, che non percepisce questo, non penserà mica di affrontarli con i carabinieri questi. Bisogna affrontarli con atti di governo che purtroppo a Roma non sono più possibili, e quindi attraverso l'indipendenza. Io non mi stancherò mai di dirlo, tra poco sarà neanche più sufficiente dirlo. Questo è un salotto buono dove tutto sommato, nonostante qualche alterazione dei toni, ci parliamo. Tra poco forse sarà anche difficile parlarci. Allora, non in perfetta corrispondenza con quelle che sono le regole, fai anche una distorsione della concorrenza. Ma il problema è che tu non hai l'idea del concetto di regola, di norma, non ci sono più delle leggi, c'è una burocrazia che ha infestato il meccanismo, i diritti non Comunque esistono anche più quelle come che tali. c'erano non venivano Esiste. rispettate, Ma tu vedi, quindi per piacere non mi venire a fare la morale. Scusa, a me, no, scusa, abbi pazienza, solo una perché battuta. secondo me Veneto, Posso dire una l'indipendenza battuta? del Veneto è il peggio che possa succedere a questa realtà. Allora, direttore, la risata può liquidare una sciocchezza. Il problema è che La sciocchezza per te, perché no, solo una battuta. l'unico modo per salvarci è andare in Europa, non Allora, restringerci nel Veneto. devi studiare la materia ancora. Certo. Il problema è che la legge è stata fatta in un modo tale per obbligare in qualche modo gli imprenditori a farsi beffa di quello che la burocrazia ha inventato intorno alle regole. Non ci sono più le regole, è la burocrazia intorno alle regole. Allora quindi togliamo la burocrazia e non eliminiamo le regole, sì, perché dai. sono due Ne cose parliamo diverse, quando- no? Un uomo morto non mi assume più nessuno, senza lavoro non voto più nessuno. Questo è lo stato d'animo. Questi sono messaggi autentici. Morosini. Sì, questi sono messaggi autentici e come autentico il dramma della realtà nella quale viviamo, e quindi lei poneva il problema anche sul piano politico e si proiettava le elezioni del 2015 in Regione Veneto. Io credo che nel 2015 non ci sarà più la Regione Veneto e non ci saranno neanche più le regionali, perché nel 2015 ci saranno le politiche del Veneto indipendente. Questo è un dato ormai inevitabile, chi non lo ha capito, mi dispiace, non sta capendo, non sta vedendo la realtà come essa si proietta. Sarebbe una debacle per tutti, non vincerebbero, se ci fossero le regionali ancora, né Zaia né Zanonato, ma vincerebbero probabilmente le piazze che nessuno riuscirebbe a contenere. Lo dico con molto senso di preoccupazione, vorrei dire quasi con ansia, perché è quello che si percepisce andando nelle piazze. I dati obiettivi che abbiamo di fronte, quelli dell'economia, del debito pubblico, della disoccupazione, lo accennava lei all'inizio, direttore, 3,5 milioni di disoccupati, ne accennava prima Pino Rossi del fatto che quando vi saranno, fra 6 mesi non vi saranno più le rinnovazioni delle casse integrazioni, che ci sono ordinarie e straordinarie perché non ci sono le risorse, quindi anche il Veneto dovrà fare i conti con un raddoppio probabilmente dei disoccupati. Questo è il dramma. Quindi la realtà non consente giochetti di potere. Lo diceva bene prima un telespettatore in un messaggio che il lavoro non lo ha creato né il sindacato né la politica, anzi vorrei dire che sindacato e politica hanno contribuito a rendere impossibile il lavoro, a rendere più difficile la partita sia per l'imprenditore sia per il dipendente, che entrambi hanno subito soltanto una beffa, vuoi dalla politica vuoi dal sindacato, perché oggi vediamo il sindacato che è costretto a mettere la coda tra le gambe e rinunciando o facendo rinunciare i lavoratori pur di salvare una parvenza di posto, un'aspettativa di posto di lavoro. La politica dal canto suo non è in grado di elaborare dei progetti, c'è una assoluta incapacità di vedere la realtà quale essa è. Mi pare che 15 giorni fa, 20 giorni fa, il vice ministro dell'economia
Fassina merita di essere ricordato perché ha l'onore e la dignità di aver riferito dei numeri che conosce, perché un uomo che conosce i numeri ha detto che c'è l'evasione per la sopravvivenza e il problema dell'evasione per la sopravvivenza è collegato alla realtà del lavoro, perché quando si parla di evasione si parla di redditi da lavoro che non vengono dichiarati, e se un vice ministro di uno Stato, di un governo, del governo attuale dice una cosa del genere, vuol dire che ha i numeri per affermarlo, non era impazzito, e negarlo vuol dire negare l'evidenza. Ma chi è intervenuto a chiudergli la bocca? È intervenuto il sindacato, cioè quelli che vogliono con la burocrazia, con la super burocrazia dei ministeri, quella che ha soffocato le istituzioni, perpetuare il suo potere. Non c'è più Stato, è tempo di indipendenza veneta. E per dire all'amica, tra virgolette, politicamente di Italia dei Valori, che bisogna guardare all'Europa, io le dico proprio guardando all'Europa capirà che l'indipendenza veneta è una necessità, perché l'Europa sta parlando di indipendenza, dalla Catalogna alla Scozia abbiamo un fermento che è in direzione all'indipendenza, anche per cambiare l'Europa, perché questa Europa così com'è non la vogliamo mica, ci porta in una situazione peggiore di quella nella quale ci siamo trovati fino ad oggi. Allora...